Buongiorno ragazzi. Buongiorno professoressa. Seduti. Ricordate che giorno è oggi? È il 27 gennaio, il giorno della memoria della Shoah? Bravo, una memoria che per molto tempo è stata nascosta dai testimoni per paura di non essere creduti. Prof, perché queste atrocità non vennero subito denunciate? Perché nessuno parlò? Per paura. I nazisti li terrorizzavano, gli dicevano che non sarebbero mai stati creduti, neanche se fossero riusciti a sopravvivere. Sopravvivere, prof. Esattamente, sopravvivere. Ad Auschwitz non esisteva la sopravvivenza. Ebrei, zingari, omosessuali, testimoni di Geova venivano tutti deportati e sterminati, senza pietà. Professoressa, io ho letto che gli tatuavano un numero sul braccio e lo dovevano imparare a memoria in tedesco. Infatti, erano privati totalmente della loro identità. Professoressa, io ho capito, ma perché proprio il 27 gennaio? Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz furono finalmente aperti e quell'orrore fu sotto gli occhi del mondo intero. Comunque, torniamo al compito che vi avevo assegnato per oggi. Vi avevo proposto di cercare un romanzo che trattasse l'argomento. Cosa avete trovato? Io, professoressa, ho cercato nella biblioteca di mio nonno ed ho trovato un libro dal titolo Il diario di Anna Frank. Ho provato a leggerne qualche pagina, ma non l'ho ben compreso. Chi è Anna? Era una bambina vivace e curiosa che sognava di diventare una scrittrice. I miei sogni, però, vennero brutalmente infranti dalla storia, quella con la S maiuscola, quando la barbarie nazista si abbatté su tutta l'Europa, divorando vite, anime, idee e speranze. Avevo solo 16 anni quando morì nel campo di concentramento di Bergen. Nelle pagine del mio diario racconto una storia di reclusione forzata, la necessità di rimanere in silenzio, l'impossibilità di uscire, la paura di essere scoperti da un momento all'altro e catturati. Cara Kitty, io non posso essere triste. So che c'è un conforto in qualsiasi sofferenza, in ogni circostanza, e credo che la natura salvi da ogni paura, che si tratta di bombe o di spari. Anche io, professoressa, ho trovato un libro. Apparteneva a mia madre quando andava alla Mazzini. Il titolo è Il bambino con il pigiama a righe. Bruno è un bambino di 9 anni, figlio di un importante comandante nazista, incaricato di gestire il campo di concentramento di Auschwitz. Il piccolo Bruno, oppresso dalla solitudine, in una delle sue esplorazioni si imbatte in un bambino con un pigiama a righe che si trova dall'altra parte del reticolato e diventa il suo migliore amico, un'amicizia che li legherà e li condurrà allo stesso destino. Il giorno prima della partenza per Berlino, Bruno, vinto dal desiderio di giocare almeno una volta con Shmuel, indossa un pigiama a righe e attraversa il reticolato per esplorare il campo con il suo amico. Ma i due bambini finiscono in un gruppo di prigionieri che vengono condotti alla morte nella camera a gas. Ovunque Bruno guardasse, vedeva soltanto soldati che sghignazzavano e gridavano nelle uniformi o persone infelici che piangevano nei loro pigiami a righe. Tutte le persone del campo indossavano gli stessi abiti, i pigiami con i berretti di tela a righe, così come tutta la gente che entrava e usciva da casa sua indossava degli uniformi, sebbene di diversa fattura e decorati in modo svariato. Portavano le pistole e sembravano sempre terribilmente seri. Ma qual era di preciso la differenza? Si domandò Bruno. E chi decideva chi doveva mettersi il pigiama a righe e chi l'uniforme? Io, professoressa, non ho trovato nulla a casa e quindi sono andata in biblioteca e mi hanno consigliato questa lettura. Il testo si chiama Le valigie di Auschwitz. Anna non andava a scuola da tempo ormai e non vedeva amici. Non ne aveva più. Nessuno l'aveva cercata da quando le era stato impedito di frequentare la scuola insieme agli ariani. Questa parola l'avevo imparata bene. Ariani. Erano tutti gli altri. Quelli che potevano andare a scuola, prendere il tram, entrare in un barco. Anna contava le stelle in continuazione e segnava i numeri su un quaderno, aspettando che Giacobbe tornasse. Dove andiamo noi? Ci sono le stelle?
I tedeschi hanno preso i nostri averi, gli ori, i soldi, te ne sei accorta? Lo vedi quel cartello? Sai cosa significa? Che se non lo rispetti ti portano in prigione e non ne esci più. Ma non capisci che è assurdo tutto ciò? Nessuno si ribella, la vita intorno a noi sembra la stessa, solo per noi è cambiata. Tutti qui vanno a teatro, al cinema, discutono di libertà e poi permettono che dei bambini siano esclusi dal parco? Ma dove abbiamo vissuto fino ad ora? Io non riesco più a sopportare tutta questa indifferenza. Non è indifferenza, Brigitte, è paura. Sai che da oggi tutti noi ebrei dobbiamo indossare una stella gialla cucita sul braccio, simbolo della nostra maledizione? Vogliono cancellarci. Nella stanza numero 4 del blocco 5, nel campo di concentramento di Auschwitz, oggi museo, c'è un lungo vetro che separa il visitatore da migliaia di valigie ammassate l'una sull'altra. Una montagna di borse vuote, vecchie, rattoppate, grandi e piccole, strette e larghe, eleganti e di stoffa. Su tutte c'è un nome, un cognome e un indirizzo. Ognuna di esse trasportava la speranza di persone che, non sapendo quale fosse il loro destino, volevano che restasse scritto da qualche parte che erano esistite. La speranza è rimasta chiusa lì, dentro quelle valigie che ancora oggi, a chi le osserva, raccontano storie sempre vive. Dovete partire. Partire? Per dove? Maledetti ebrei, non dovete discutere. Vi diamo 10 minuti e vi porteremo via. Capite bene, dunque, ragazzi, quanto sia importante la memoria, non solo per ricordare quegli innocenti, ma anche per sperare che l'uomo ne tragga insegnamento e non compia più atrocità simili. Professoressa, e cosa possiamo fare per non farlo riaccadere più? Ma dai, oggi queste cose non accadono più. Tanti anni fa, no oggi. Ma io non ne sarei così sicuro. Ma io mi domando, non esistono più le etichette, i prevaricatori, chi viola i diritti umani? Riusciamo ad accogliere uno diverso da noi? Non esistono più barriere che separano la razza e l'amicizia tra i popoli?